no? Quindi ben venga la critica, è giusto che noi, diciamo, tra virgolette, ci autocondanniamo, perché gli errori sono stati fatti da tutte le parti, soprattutto noi che avevamo dato l'iniziativa non siamo stati in grado poi di dare direttive, diciamo, quantomeno minime per gestire la cosa nel miglior modo possibile. Il sistema lì si è mosso meglio di noi, perché eravamo, tra virgolette, persone inesperienti e in buona fede. Dall'altra parte ci stanno banditi in malafede, non ci stanno avversari, ripeto, abbiamo banditi in malafede, banditi che non hanno, diciamo, come principio, non sanno che cos'è l'onore, non sanno che cos'è la dignità. Questa gente passerebbe sui nostri corpi e dei nostri figli senza pietà. Ricordatevi di questo concetto, loro non avranno mai pietà e non hanno avuto pietà di noi e delle nostre famiglie. Noi sì, noi avremo pietà di loro, però non faremo prigionieri. Ripeto, non faremo prigionieri! E vi lo capista!